Prego ragazzi. Allora Andrea, 180 minuti alla fine, a questo punto magari mentre prima di Modena dicevamo che tutto dipendeva da voi stessi, adesso siamo anche un po' siete condizionati anche da questi risultati dell'avversario. Però ti chiedo sostanzialmente come sta la squadra dopo quello che è successo a Modena e soprattutto se a questo punto dovete solo pensare a voi stessi, fregandovene un po' degli altri, perché sennò se andate in campo condizionati da tutto questo confronto a distanza credo che non sia positivo, lo sbaglio? Ma sai, indipendentemente da come sono andate le cose, è chiaro che noi abbiamo sempre pensato anche a Modena, anche di cercare di fare una partita diversa. Si è riusciti e l'abbiamo sbagliata e quindi adesso ormai è inutile pensare. È chiaro che 2 giorni credo che sono stati duri per tutti, perché insomma è stata una sconfitta credo amara in tanti sensi, però poi il bello è anche questo, insomma, c'è un po' di tempo, poi c'è un'altra partita altrettanto importante, come hai detto te Stefano, 180 minuti, quindi dobbiamo, ma come a Modena, pensare a noi, cercare di fare una partita, cercare di vincere questa partita per portare gli ultimi 90 minuti. Credo che le parole, i chiacchiere stanno a zero, insomma, prendiamo, come ho detto anch'io, tutte le responsabilità, è andata male a Modena, ma siamo sempre uguali a loro, agli stessi punti, abbiamo 2 gol di svantaggio nel confronto diretto e 180 minuti alla fine. Poi gli altri discorsi, dobbiamo andare a cercare di fare i 3 punti a Carpi, una partita difficile, loro altrettanto, e poi arrivare e portarli ai 90 minuti finali. Quindi, tutti gli altri discorsi, credo che ormai di pensare quello che è stato, quello che è, ormai non conta più niente. Dobbiamo soltanto pensare alla partita di domani. Però effettivamente Andrea c'è questa sensazione, come dicevi tu nell'ultima vigilia, di che giochino tutti veramente al massimo e che godano un sacco a battere il Padova. Questo penso anche al Carpi, che magari ha poco da chiedere ma avrà le sue motivazioni. Adesso leggevo oggi anche le dichiarazioni di Luppi del Modena, insomma bisogna far fronte anche a questo, anche a squadre che magari hanno poco da chiedere ma che col Padova si accendono in maniera incredibile. Va bene, quello che ho detto l'altra volta, insomma, battere la prima è sempre motivo di orgoglio, soddisfazione, di prestigio, quindi lo sappiamo, forse l'abbiamo sentita tanto, forse anche a livello nervoso, troppo. Però questo è il calcio, non è che possiamo fare diversamente, è sempre stato così, anche a livelli alti o meno alti e in Serie C. Quindi battere il Modena, battere il Padova è un motivo, ripeto, di soddisfazione in tutti i sensi, però noi dobbiamo pensare a casa nostra, a stare nella partita, cercare di essere a livello nervoso. Molto si è dipeso da quello, la partita di Modena proprio a livello nervoso abbiamo concesso, poi stiamo a parlare sempre comunque di una partita anche girata in un episodio, possiamo parlare, anche adesso non conta più niente, non voglio più parlare di un'altra prestazione poco positiva a Trieste, ma abbiamo perso con una schiacciata di mano, cioè tante cose che fanno parte di quest'ultimo periodo, soprattutto negativo, però 180 minuti il Carpi, questa partita è fondamentale per restare attaccato e mettergli la pressione che forse avevamo noi troppo prima e l'abbiamo sentita troppo a loro negli ultimi 90 minuti. Ma mister, ciao, ti volevo chiedere come hai visto la squadra in settimana? Secondo te è riuscita a mettere alle spalle questa sconfitta? Perché comunque è stato uno shock e lo si è visto anche nelle vostre dichiarazioni e tutto, non è facile. Come avete lavorato proprio per mettervi tutto alle spalle? Adesso non so, non per dichiarazioni, lo shock, la partita male così, poi insomma sei adesso a pari punti con una diretta concorrente, quindi lo shock è più che altro dell'ansia del risultato e di arrivare in fondo, però questo è lo sport, quindi ti dà l'opportunità di avere un'altra possibilità e di coltivarne poi un'altra nel caso fai bene domani, quindi poi tutti i discorsi, chiaro che perdere così un paio di giorni ci vogliono per metabolizzare credo questa giornata negativa, però poi dopo c'è l'allenamento, si prepara, c'è un'altra sfida da affrontare, credo che deve essere quello, chiaro che è andata così, ormai non piangersi addosso, pensare conta poco,
stare alla partita, giocare di squadra e pensare positivo. Quindi solo questo. Quindi quello che è stato un po' il discorso di questi 4 giorni, 5 giorni, soprattutto il rientro il martedì, è sempre stato un po' così, ancora molto vicini, però gli ultimi 5 giorni credo soltanto pensieri positivi. C'è questa partita da andare a giocare e possibilmente da vincere, anzi assolutamente da vincere a tutti i costi, ecco. Senti mister, tra l'altro martedì proprio c'è stato anche un confronto, probabilmente lo fate spesso anche inizio settimana, però c'è stato insomma, avete parlato insomma tu, lo staff con i giocatori, eravate voi praticamente. Ecco, su che cos'è che poi hai fatto leva? Anche hai lavorato molto sul piano mentale, anche perché poi purtroppo magari dopo Modena è arrivata nei vostri confronti qualche critica, insomma, ecco, da parte dell'opinione pubblica. Sì, no, va bene, ci sta a prendere le critiche, come ci sta che ci confrontiamo sempre il martedì alla ripresa degli allenamenti, quindi niente di diverso da sempre. Chiaro che martedì era dopo una partita brutta, comunque siamo sempre lì, solo la difesa inseriti nello sconto diretto ci penalizza e basta. Quindi adesso abbiamo lavorato, abbiamo fatto una settimana e domani ci giochiamo un'altra fetta di campionato. Mister, cambierai molto rispetto a Modena, nel senso, secondo te questa squadra ha bisogno anche di una scossa da questo punto di vista, o bene o male l'ossatura rimarrà la stessa? Ma qualcosa forse cambieremo, perché insomma, abbiamo parte 2 squalificati, Pelagatti e Matteo, quindi qualcosa cambieremo per forza. Adesso vediamo nell'ordine, però qualcosa cerchiamo di cambiare, ma non per cambiare perché hai perso, ma credo che sono nell'ottica di una partita diversa dall'altra e tutto qua, solo in quell'ottica lì, non perché credo comunque la partita l'abbia sbagliata tutti e quindi pensiamo soltanto a essere pronti domani sera, ecco. Avete fatto ricorso poi per tuo figlio contro la squalifica di due giornate? Ma mi aveva detto la Di Bianchi che l'avrebbero fatta, adesso non lo so, però mi ha detto proprio questa mattina che avrebbero fatto questa richiesta e niente, poi penso che la faranno questa settimana. Certo. La sua sensazione comunque è che il colpo di Modena è stato assorbito dal gruppo e che è cambiato proprio l'atteggiamento? Ma io credo che quelle cose lì le impari la domenica, non è che durante la settimana senza le pressioni, senza gli avversari, soltanto di allenamento puoi avere delle sensazioni, però quelle vere, quelle che contano, le hai soltanto domenica sera alle 8:30. Come abbiamo visto che insomma Modena abbiamo subito dal punto di vista proprio nervoso questa situazione, cioè a livello proprio di carica. Però io credo che la conosci, prendi conoscenza soltanto domenica sera. Ecco. Poi le partite possono cambiare, possono avere dei risvolti diversi e poteva essere diversa dopo 2 minuti, meno per stare un po' ancora a parlare di quello che è stato. Poi invece siamo andati in difficoltà su una palla diversa e se abbiamo fatto fatica a recuperarla, potevamo recuperarla, credo che sia stato un rigore ingeneroso un'altra volta. Però questo è, quindi facciamo conto soltanto su di noi per cercare di vincere questa partita a Carpi, difficile come tante altre. Ecco, senti, tornando un attimino alle questioni di squadra, di formazione, innanzitutto mi pare di capire, visto un po' i bollettini che sono arrivati quotidianamente, che Ronaldo sia più no che sia anche in questa occasione, anche se te lo porti via. E l'altra questione è questa, nell'arco della partita, è successo anche a Modena, tu hai cambiato anche modulo, sei passato nella ripresa alla difesa 3 e a un certo punto hai tolto Saber della Latta per cercare un po' di ampliare il fronte offensivo. Ti chiedo, non c'è anche la possibilità, visto che ormai conoscono Chirico, sanno come si muove, di poterlo magari qualche volta farlo giocare da trequartista dietro 2 punte magari? Ci hai mai pensato? No, ma ci ho pensato, anche tante volte lui gioca già stretto nel campo, cioè adesso largo la sceglie lui un po' quando attaccare largo e quando venire dentro, ecco. Mino è abbastanza duttile, poi non è che
fa la punta esterna sempre, viene molte volte dentro, infatti tante azioni lui le sue percussioni, tanto anche centrali, insomma lì in diagonale all'area grande, va dentro da lì, quindi non è proprio da esterno puro. Credo che come sa, meglio di io gli chiedo certe cose, lui è talmente bravo a farle, e quindi un po' più dentro il campo ha sempre giocato. Ecco. Poi dietro 2 punte abbiamo fatto qualche volta, ci siamo messi 3-4-3 gli ultimi 20 minuti, poi sono anche lì, si è rimasti in inferiorità numerica, quindi le cose non state bene. Ci eravamo messi tanto tempo fa con la Fiorentina, insomma qualche volta l'abbiamo fatto anche in campo, anche durante gli allenamenti. Sono situazioni un po' che vanno, tra virgolette, non di emergenza, però quando magari rompi un po', come si dice, gli ormeggi, cerchi di fare cose diverse. Ecco. Però ecco, volevo dire Ronaldo, che comunque si è allenato oggi un po' con la squadra e un passo avanti, anche 1,5, quindi viene in panchina e speriamo di non averne bisogno. Ecco. Il Carpi come te lo aspetti, Andrea? All'andata avete battuto facile, ma c'era un altro allenatore. Ma i Carpi è una squadra che ha fatto bene, indipendentemente, io ho massimo rispetto di tutti, e quindi però guardo a casa nostra di essere pronti, di essere carichi per fare una partita importante. Ecco. Poi gli avversari, ripeto, hanno le loro qualità, le loro caratteristiche, dobbiamo essere bravi dobbiamo fare una partita importante, dobbiamo avere delle risposte, come ho letto, no? Quindi è chiaro che io le voglio dei giocatori, la società, il direttore, guarda l'allenatore, è un po' a cascata, quindi dobbiamo dare assolutamente delle risposte domani, sicuramente diverse da quelle che ci aspettavamo tutti, ed è stata forse quella la cosa un po' così, per non tornare poi ancora a Modena, basta. Ci ha sorpreso prima di tutto l'allenatore che è in campo, e quindi se siamo arrivati lì così qualcosa abbiamo sbagliato, ormai bisogna pensare alla prossima. Ok ragazzi? Sì. Posto, grazie. Ciao. Grazie. Ciao.